Dal cappello del mago. Benvenuti amici e bentrovati qui a Dal Cappello del Mago in questa nuova puntata. Che cosa? Perché sono in modalità cartoon? Perché quest'oggi siamo nel magico mondo dell'immaginazione, ma certo, e quindi sono immaginato. Beh, innanzitutto benvenuti, bentrovati. Sarà una puntata in cui sogneremo ad occhi aperti, però prima di tutto andiamo a salutare il mio amico Saggio Alieno. Saggio Alieno, eccolo, ciao! Ciao amici, ciao mago. Vedo che anche tu quest'oggi sei immaginato. Sì, esatto, quest'oggi sì, perché siamo in questo magico mondo, vedete che meraviglia, le nuvole sembrano alberi. Beh, allora, raccontaci bene, caro Saggio Alieno, visto che tu sei sempre molto preparato, che cosa faremo quest'oggi? Oh, ma certo, io so tutto, sono molto preparato. E oggi sarà una puntata dedicata all'immaginazione. Innanzitutto giocheremo con te e con l'albero burlone all'immagicazione, certo. E poi ci presenterai una tua storia, una tua magica storia. Giusto, hai ragione, che bello. E allora iniziamo subito. Cosa dite ragazzi? Cosa dite amici? Iniziamo, ma prima vi ricordo di mandarci i vostri saluti, i vostri disegni o mandarci anche filastrocche, barzellette. Scriveteci a ciao@gmail.com e naturalmente iscrivetevi anche al canale YouTube per vedere tutte le curiosità, tutti gli short e tutte le puntate passate di Dal Cappello del Mago. E allora cominciamo subito, cosa dite? Partiamo per questa puntata magica! Quante storie da ascoltare, quanti giochi da imparare con il mago Alesca. Quanti trucchi lui sa fare, le risate a non finire con il mago Alesca. Quante storie da ascoltare, quanti giochi da imparare con il mago Alesca. Quanti trucchi lui sa fare, le risate a non finire con il mago Alesca. Amici, eccoci in questo nuovo spazio, magico ovviamente, dedicato proprio all'immaginazione, perché immaginare è una magica azione. Vedete, siamo proprio di fronte a questo grande albero e sapete che cos'è? Questa è la nostra immaginazione che noi sin da piccoli coltiviamo, cresciamo e più cresciamo noi e più cresce lei. Vedete quanti frutti, quanti prodotti che ci sono? E ovviamente la nostra immaginazione è come una rosa, ma certo, quando la annaffiamo, quando le vogliamo bene, lei sboccia dentro di noi. Beh, quest'oggi, in questo viaggio che faremo dentro noi stessi, andremo a scoprire anche delle immagini speciali, vero Saggio Alieno? Certo. E allora guardiamo la prima immagine magica di quest'oggi. Eccola qui. Wow, che bella! Beh, è semplice ma di grande effetto. Che cosa potresti immaginare tu, caro albero? Oh, secondo me questo bambino sta sognando, certo. Sta sognando e ha incontrato questa giraffa così grande. Beh, potrebbe anche essere. Voi cosa ci vedete? Cosa potrebbe essere questa immagine? Cosa potrebbe rappresentare? Oh, secondo me che bisogna rispettare gli animali perché sono molto grandi in questo caso, sono importanti e forse sono anche più saggi di noi e per quello che sono grandi. Oppure questo bambino è entrato in un mondo di giganti, cosa dite? È entrato in un mondo di giganti dove addirittura una giraffa è grandissima, vero? Potrebbe anche essere così. E sta dando da mangiare a questa giraffa gigantesca, magari ci sono anche elefanti giganteschi, ci sono anche dei gorilla giganteschi, delle scimmie grandissime, dei cani grandi, anche dei gatti grandi. Beh sì, potrebbe essere, oppure appunto come dicevamo
è un sogno, è un sogno. Voi cosa ci vedete, cari amici, in questa immagine? Beh, sicuramente c'è grande affetto, il bambino sicuramente vuole bene a questa giraffa, che bello. E andiamo a scoprire un'altra immagine in questo viaggio, cosa dite? Ne vediamo un'altra, eccola qua, wow! Oh, che bella! Beh, potrebbe essere un viaggiatore del tempo, una persona che viaggia nel tempo. Cosa dici, mago? Certo, oppure sta guardando un sole che nasce, un sole speciale? Forse è su un altro pianeta? Ah, potrebbe anche essere su un altro pianeta, è vero. Voi bambini cosa ci vedete in questa immagine? Oh, secondo me non è sulla Terra, ma è così in alto, sulle nuvole, è su una montagna e vede proprio davanti a sé un mare di nuvole. Ah beh, certo, ci potrebbe essere un mare di nuvole, che bello, è un viaggiatore, forse come dicevi tu Albero, è un viaggiatore, ha viaggiato nel tempo, magari è stato all'epoca dei dinosauri, oppure qui magari è nel futuro, vero? Potrebbe anche essere nel futuro, chi lo sa, voi amici cosa ci vedete? Beh, ovviamente poi potete riguardare queste immagini, no? Ci trovate su YouTube per rivedere le immagini, potete anche fare dei disegni, potrete disegnare magari l'immagine successiva e mandarci i vostri disegni, che bello, questo è il bello del coltivare, del far crescere l'albero dell'immaginazione dentro di noi. Scrivete a ciao@gmail.com con l'aiuto di un grande, e così poi nei prossimi appuntamenti di Immagicazione andremo a vedere anche i vostri disegni, che bello. Bene, noi continuiamo con le nostre avventure. Amici, eccoci e benvenuti nel nostro spazio dedicato alle magiche storie da ascoltare e da immaginare. Ecco, la magica storia di quest'oggi si intitola Il parco degli arcobaleni. Sapete, ogni arcobaleno, quando non lavorava, se ne stava sereno, seduto, rilassato, beatamente, in un giardino a non fare niente. Con le sue gambe piegate ad arco, se ne stava sdraiato in un bel parco. Quello era il grande parco degli arcobaleni, che non era esattamente su altri pianeti, non era certamente lassù nel cielo, era un grande parco che esisteva davvero, ma dove fosse realmente non si sapeva. Forse tra cielo e terra, a metà rimaneva, poteva essere in campagna, ma era comodo per la città. Infatti, dopo che si erano mostrati bellamente sopra ogni cosa, e comparendo nel cielo con effetto sorpresa, loro beati se ne tornavano a casa. Appena finivano in qualche posto di brillare, appena terminavano da qualche parte di lavorare, veloci come arrivavano, e loro rincasavano. Seguivano quotidianamente del tempo gli aggiornamenti, alcuni erano sempre pronti, sull'attenti. Nel caso in un istante dovessero intervenire, erano già pronti e preparati per uscire. Con tutti i 7 colori al loro posto, certo qualcuno riposando si era scomposto e si doveva allora preparare, pettinare, con un pettine speciale che i colori andava a riordinare, a riposizionare, rimettendoli tutti in fila come erano prima, distanziandoli e ponendo ognuno sulla sua riga. Comunque trovarli lì in un unico posto era uno spettacolo per gli occhi mai visto. Sembrava quasi un sogno o una magia in fondo, con tutti questi arcobaleni che avrebbero girato il mondo, uno spettacolo per gli occhi da vedere, così tanti arcobaleni lì a riposare. E c'erano arcobaleni seduti comodi, un po' così, che formavano una simpatica e colorata C, altri invece sdraiati a pancia in su, che parevano una grande variopinta U. C'erano pure arcobaleni innamorati, che comparivano qui e là sempre appaiati. E se ne stavano nel prato, abbracciati, a riposare, ma guarda un po', disegnando una meravigliosa O. Esattamente come rimanevano le bocche delle persone che non avevano mai visto nel cielo così tanto colore. C'erano pure i cuccioli di arcobaleno che prestavano servizio nel riflesso del cielo, che iniziavano muovendo i primi archi nei piccoli riflessi in città o nei parchi. Erano quelli che potevi vedere in una bolla di sapone, nel riflesso di un bagliore o tra le luci di un lampione, o negli occhi delle persone.
Si impratichivano muovendo i primi sguardi, aspettando di diventare tanto grandi e di occupare tutto il cielo come gli altri. Vi chiederete, ma gli arcobaleni anziani esistevano? E quando erano anziani che cosa facevano? Ritornavano proprio così a giocare, tornavano a farsi piccoli per poter andare, per poter entrare di nuovo in una bolla di sapone e tornare a vedere il mondo con quella condizione, come facevano appena nati, appena formati, quando avevano tutto da imparare nell'arte di sorprendere e meravigliare. Ma per concludere, sapete, un arcobaleno non lavorava soltanto nel cielo, ma per loro esisteva un'altra situazione, quasi quasi una segreta operazione, che era davvero una nobile missione, che li innobilitava ravvivando il loro colore. Infatti adoravano andare da chi era malato e piegare così tanto, ma così tanto il loro arco, avvolgendo chi non stava bene da gamba a braccio, avvolgendo forte, forte in un abbraccio che era così vivo, meraviglioso e colorato, che cacciava il nero di una malattia dal malato, per far tornare in lui quel colore che se n'era andato, per far tornare un colore che serviva ma era mancato. Così un arcobaleno donava una parte di sé, senza porsi domande, senza porsi perché. Questo era il dolce fine di ogni arcobaleno, far sentire ciascuno felice e soprattutto sereno. I saluti. Eccoci di nuovo insieme, ma al momento dei saluti siamo giunti al termine anche di questa puntata di Dal Cappello del Mago. Io sono in modalità cartoon, ma tornerò normale nelle prossime puntate. Abbiamo viaggiato anche dentro di noi, immaginando. Ogni volta è un viaggio bellissimo. Beh, amici, saluto anche l'albero burlone. Salutiamolo. Ciao albero! Oh, ciao! Grazie mago, grazie amici per aver fatto viaggiare anche me. Ma ci mancherebbe, caro albero. Grazie anche a te per aver partecipato, albero burlone. Che bello, con tutti i tuoi rami ogni volta ci metti allegria. Grazie, io partecipo sempre con grande entusiasmo, tendo i miei rami per partecipare, sì, anche per ascoltare. Bravissimo, bravo. Noi ricordiamo ai nostri amici di mandateci con l'aiuto di un grande i vostri disegni, i vostri saluti, le vostre barzellette o filastrocche preferite, così le faremo imparare al saggio alieno e all'albero burlone. Scrivete a ciao@gmail.com e seguiteci anche, con l'aiuto sempre di un grande, anche su YouTube, sul nostro canale Mago Alesgar, e lì trovate tutti gli aggiornamenti, trovate anche la nuova rubrica all'avventura insieme all'esploratore Fede Vero Explorer. Ci sono tante nuove rubriche, tante novità che vi aspetteranno qui a Dal Cappello del Mago. Un grande abbraccio, ciao! Dal Cappello del Mago.